A scuola non va tutto bene, i presidi e gli insegnanti sono stati abbandonati ed è impossibile avere dalla regione i numeri reali dei contagi e delle classi in quarantena o in isolamento. È la denuncia delle sigle sindacali della scuola, furibonde innanzitutto per la narrazione del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, secondo cui le cose non starebbero andando poi tanto male nelle classi, ma CGIL, CISL e UIL attaccano poi anche la regione del Veneto, che sarebbe colpevole di nascondere o comunque di non fornire alle sigle sindacali i dati delle classi in cui si stanno moltiplicando i contagi, gli alunni positivi, e quindi non è possibile sapere quante classi sono in presenza, quante stanno invece effettuando la DAD. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e oggi è mercoledì 26 gennaio 2022. Apriamo la rassegna stampa di oggi quindi con la notizia: in Veneto gli istituti scolastici sono nel caos, la denuncia dei sindacati che appunto chiedono alla regione di fornire subito i dati reali sui contagi nelle classi. Nella scuola primaria sono saltati i tracciamenti, nella secondaria l'autosorveglianza si sta rivelando troppo gravosa e persino inutile a causa dell'incalzare dei contagi. Scuole e dirigenti scolastici sono abbandonati a loro stessi ed è inaccettabile il silenzio della regione Veneto sui dati ufficiali della pandemia nelle classi, mai forniti. La richiesta quindi dei sindacati, oltre a CGIL, CISL e UIL si aggiunge lo SNALS Confsal. Il tavolo regionale permanente va convocato, vanno esaminati dei dati reali sui contagi e bisogna uscirne con soluzioni condivise. Questa è la nota stampa diffusa ieri dalle associazioni sindacali, dalle sigle sindacali della scuola, oggi ripresa su tutti i quotidiani locali del Veneto. I sindacati sottolineano come di tutti gli interventi richiesti sia stato attivato e assunto soltanto quello relativo alla proroga dei contratti Covid, che è stata ottenuta appunto dopo numerose richieste da parte dei sindacati, ma nessuno degli altri interventi richiesti, quindi dai dispositivi FFP2, i presidi sanitari nelle scuole, sistemi da reazione, aumento degli organici o la messa in sicurezza dei trasporti, ebbene nessuno di questi interventi è stato assunto e quindi, come prevedibile, a poca distanza dalla ripresa delle lezioni i contagi si stanno moltiplicando, il tracciamento è saltato, eccetera. Insomma, la situazione nella scuola. Nel frattempo la proposta delle regioni al governo si muove su tutt'altri binari ed è quella di proporre che stiano a casa da scuola soltanto gli studenti sintomatici, lasciando in classe, quindi in presenza, se ne deduce, non soltanto gli studenti negativi ma anche quelli positivi e asintomatici, quindi senza febbre, tosse, raffreddore, eccetera. Insomma, prosegue il confronto tra le regioni e il governo, che appunto chiedono anche la fine della classificazione a colore delle regioni e anche la semplificazione del tracciamento che, come sappiamo, è saltato da tempo. Accanto ai sindacati della scuola si aggiunge un altro campanello d'allarme, che è quello lanciato dai pediatri, che con un intervento pubblicato dal Corriere del Veneto oggi si dichiarano distrutti: da 2 anni lavoriamo 7 giorni su 7. E insomma, adesso che si aggiungono anche i test di fine quarantena, che appunto potranno essere effettuati anche dai pediatri, dicono non ci basteranno 24 ore, forse se avessimo giornate di 48 ore riusciremmo anche a pranzare ogni tanto. È una situazione che va avanti da 2 anni ed è interessante il dato: 550 pediatri di libera scelta seguono in Veneto una platea di 500.000 di bambini fino a 14 anni, una media di 110-130 telefonate al giorno. E attenzione, perché nel momento in cui i genitori portano i loro figli, i bambini, dal pediatra,
spesso senza nemmeno passare per un contatto telefonico, che è molto difficile, le linee telefoniche sono spesso intasate. Insomma, si presentano nello studio i genitori e oltre a chiedere attenzioni, cure per i loro figli, fanno anche altre domande ai pediatri. Insomma, il segretario regionale della FIMP, sigla di categoria appunto dei pediatri di libera scelta, spiega che buona parte delle domande, che riguardano anche altri componenti appunto del nucleo familiare, riguardano l'interpretazione delle norme Covid o comunque come comportarsi in caso di contagi, eccetera. Insomma, un ulteriore appesantimento appunto per i pediatri, che dicono di non farcela più e di non essere in grado di assumere altri oneri. È impossibile farsi carico di tutto, compreso il tracing familiare. Ma non è finita qui, perché accanto alla protesta appunto delle sigle sindacali della scuola, all'allarme dei pediatri, si aggiunge, e lo troviamo sulle pagine del Mattino di Padova di oggi, la protesta dei pensionati. I sindacati SPI-CGIL, FNP CISL e UIL-UILP del Veneto spiegano che sono gli anziani a patire di più le difficoltà dei medici di base. Parliamo della carenza cronica di personale, pensionamenti, mancato ricambio generale, sono problemi incancreniti dalla pandemia ai quali ora si sopperisce sulla carta, come sappiamo, aumentando il bacino di ogni medico di base, che passa da 1500 a 1800 pazienti. È una decisione della regione e tutti capiamo le ragioni di questa decisione, dicono i segretari generali appunto dei sindacati dei pensionati del Veneto, ma quello che non vogliamo è che una situazione emergenziale si trasformi nella normalità. Un rischio, in effetti, che non riguarda soltanto questo provvedimento, ma tanti altri provvedimenti che hanno visto negli ultimi 2 anni trasferire alla sanità privata tutta una serie di prestazioni che prima venivano effettuate all'interno del sistema sanitario pubblico, quindi nazionale. Ancora il caos tamponi nelle farmacie, sempre sul Mattino di oggi l'intervento dei farmacisti che parlano di caos nelle certificazioni. Insomma, mentre la regione spinge sui tamponi gratuiti anche all'interno delle farmacie, queste sono prese d'assalto, telefonate continue, punti sanitari ingolfati, richieste molto confuse e ci sono anche i furbetti. Insomma, i farmacisti sono sotto una grande sollecitazione, ma appunto il problema principale resta il nodo della certificazione. Infatti, se in un primo momento il problema riguardava il fatto che all'annuncio del presidente Zaia di sabato scorso non fosse seguita poi una corretta comunicazione ai farmacisti che in teoria già lunedì, secondo le parole di Zaia, avrebbero dovuto attivare appunto questo servizio di tamponi gratuiti per chi esce dall'isolamento, dalla quarantena, in realtà solo nella giornata, nel pomeriggio di lunedì, hanno ricevuto le prime indicazioni su come effettuare appunto questa nuova procedura. Ma adesso ancora resta aperto, a quanto pare, il nodo delle certificazioni. I farmacisti chiedono chi certifica per chi esce dall'isolamento se il paziente ha o non ha ancora sintomi. Insomma, è urgente un protocollo e si sarebbe potuto fare da subito se ci avessero coinvolto nella programmazione, dicono i farmacisti. Il sistema non sta funzionando e le linee guida non sono affatto chiare. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'emergenza sanitaria e alla gestione della stessa, soprattutto da parte della regione, ma non solo, e parliamo invece dell'allarme smog, a cui il Corriere del Veneto oggi dedica un'intera paginata. È un'emergenza, quella della qualità dell'aria nella nostra regione, nel nord-est. Tutte le province del Veneto, a esclusione di Belluno, nelle ultime 2 settimane hanno registrato continui superamenti dei limiti di PM10 nell'aria. A Venezia la situazione peggiore, ma in questo 2022 quasi 2 giorni su 3 i capoluoghi del Veneto hanno dovuto convivere con una pessima qualità dell'aria. Insomma, è il Veneto nella morsa della PM10, limiti superati 2 giorni su 3 e il Corriere del Veneto, nell'articolo firmato da Andrea Priante, dedica
ampio spazio alle proposte, alle opinioni di un esperto che parla di sfida delle sfide. È Alberto Pivato dell'Università di Padova. Le politiche ambientali, dice, hanno dato buoni risultati, ma non bastano a ridurre i 300.000 morti l'anno causati dall'inquinamento. Un dato riferito alla popolazione europea, ma che riguarda molto da vicino la pianura padana e quindi anche larga parte del territorio regionale del Veneto. Insomma, serve un nuovo accordo, secondo l'esperto, per salvare le nostre città. Una breve pagina politica adesso, le manovre a centrodestra, tra Padova e Verona. Su questa linea si giocano le grandi partite all'interno della coalizione del centrodestra, quindi nel braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Lega. Oggi la notizia: chiuso l'accordo sui sindaci, in particolare a Verona un'intesa in 4 punti tra Fratelli d'Italia e Lega per sostenere l'attuale sindaco Federico Sboarina, che quindi va verso una ricandidatura, e dall'altro lato via libera all'imprenditore Francesco Peghin a Padova. E questa è una notiziona, perché fino a ieri sembrava non ci fosse accordo, anzi non c'era di fatto accordo nemmeno all'interno della Lega, che sta discutendo proprio in questi giorni delle espulsioni che sono al vaglio della segreteria nazionale leghista. Espulsioni richieste per le critiche all'ex numero 1 di Confindustria, appunto Francesco Peghin, che dovrebbe correre contro l'attuale sindaco di Padova, Sergio Giordani. E guardando appunto alla coalizione del centrosinistra, a Verona abbiamo Damiano Tommasi, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua candidatura, di cui già si parlava da tempo, alla guida quindi di una coalizione di centrosinistra. Damiano Tommasi, ex calciatore, già segretario del sindacato nazionale appunto dei calciatori. A Padova, allo stesso modo, lo scorso fine settimana l'attuale sindaco Sergio Giordani ha confermato ed ha annunciato la sua ricandidatura. Corre per un secondo mandato sostenuto da una coalizione che si preannuncia veramente molto larga. Si parla addirittura di 10 liste a sostegno dell'attuale sindaco, e è notizia di oggi, la troviamo sul Mattino di Padova, l'apertura da parte del Movimento 5 Stelle a Sergio Giordani, con il capogruppo appunto dei grillini in consiglio comunale, Giacomo Cosumano, che non esclude il sostegno diretto all'attuale sindaco Sergio Giordani. Infine una notizia flash, una notizia tragica. Purtroppo Carlo non ce l'ha fatta dopo il malore alla corsa campestre. Il ragazzo di 12 anni, atleta delle Fiamme Oro di Padova, si era sentito male domenica mattina mentre stava per completare la corsa campestre Cross della Vittoria a Vittorio Veneto a Treviso. È stato dichiarato morto nel tardo pomeriggio di ieri. Era ricoverato in terapia intensiva appunto a Treviso. Il suo cuore si era fermato mentre stava per ultimare la sua prima gara. Poi i soccorsi, il trasferimento alla corsa in ospedale. Si è spento purtroppo dopo 2 giorni di agonia il 12enne padovano. Per oggi è veramente tutto. Grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto. Oggi è mercoledì 26 gennaio dell'anno 2022 e noi ci risentiamo domani, come sempre, per la rassegna stampa Vista da Nord-Est. Grazie per avermi ascoltato e buona giornata.